Il lavoro come valore e fondamento della comunità, e questo è il filo conduttore dell'incontro quaresimale promosso dalle parrocchie cittadine della Beata Maria Gabriella, San Paolo, San Domenico Savio e San Francesco. All'incontro sono intervenuti tra gli altri Gavino Carta, segretario regionale della CISL, e il sociologo Salvatore Cuveddu. L'abbiamo voluto inserire insieme con gli altri parroci di questa zona della città, delle 4 parrocchie, della Beata Maria Gabriella, San Paolo, San Francesco e San Domenico Savio. L'abbiamo voluto inserire all'interno dell'itinerario quaresimale insieme con altri argomenti, considerando che il cammino di fede non possa estraniarsi rispetto ai temi sul tappeto, ai temi soprattutto dell'attualità. Sicuramente il lavoro è uno di questi e le comunità parrocchiali devono assolutamente inserirlo all'interno dei loro discorsi, perché è un problema e perché ha necessità di soluzioni. Soprattutto la sottolineatura che volevamo fare in questa occasione è che il lavoro ha un valore che spesso è però misconosciuto nei fatti, nelle scelte, nelle politiche, nelle azioni sociali, misconosciuto perché per esempio noi viviamo in un territorio in cui tanti non lavorano, per questo motivo tanti non sono in grado di costruirsi una famiglia, per questo motivo tanti non possono dare il loro contributo impegnato nella costruzione delle comunità, ed è questa la seconda sottolineatura, il lavoro come valore e come elemento che costruisce la comunità, ma appunto è necessario che ci sia l'occupazione di tutti e quindi questo deve entrare anche nelle preoccupazioni delle comunità ecclesiali, sia per accompagnare quelli che il lavoro non ce l'hanno, sia per denunciare il motivo per cui non c'è, sia per raccontare le storie positive di quelli che lo inventano, che lo propongono, e sia per comunque accompagnare situazioni negative o di criticità che sono presenti nei territori.